Assume subito l'iniziativa Pupilla K, a largo c'è Pur Barbara Deni, poi Poseidon R, l'errore del numero 1 di Patrick Halter, in avanti è Paz Ferm, Pupilla K, Poseidon R in terza posizione alla corda, Pur Barbara Deni che inizia a progredire in avanti, c'è poi il numero 3 di Portland B, a largo c'è la sagoma di Pino Orlandi che prova a venire via. In avanti è Paz Ferm che controlla la situazione con Pupilla K dietro, a largo Pur Barbara Deni su Poseidon R, poi Pino Orlandi, ancora Portland B, quindi Traffic 3B e gli altri. A largo c'è Pino Orlandi che viene via in terza, quindi c'è Paz Ferm. Ora Pino Orlandi che prova la risalita a largo di Pur Barbara Deni ed è Pino Orlandi che ora va gradatamente su Pupilla K. Intanto Paz Ferm che controlla la situazione, Pino Orlandi a largo di Pupilla K, poi c'è Poseidon R che anticipa le mosse di Traffic 3B, quindi in avanti Paz Ferm, ancora Pino Orlandi a largo, quindi Poseidon R che pedina sempre Pino Orlandi, Paz Ferm che controlla la situazione nei confronti di Pino Orlandi che è rimasto sempre a largo di Pupilla K, poi c'è ancora Poseidon R, in avanti Paz Ferm che inizia a scappare via da Pupilla K, poi c'è Pino Orlandi a largo, ancora Poseidon R, in avanti Paz Ferm, di galoppo Pino Orlandi, quindi c'è Poseidon R che viene via a largo, ma anticipa le mosse Pupilla K che insiste su Paz Ferm, quindi Pupilla K attacca a fondo Paz Ferm, poi Poseidon R, ancora Traffic 3B che viene via a largo, in avanti è Paz Ferm, ma Pupilla K, poi c'è Poseidon R che anticipa le mosse di Traffic 3B, Poseidon R a largo, attacca a fondo sia per Pupilla K che è passata, e poi c'è a largo Traffic 3B, cavalli che entrano in zona traguardo con Pupilla K che prova la fuga, Pupilla K e Nino Cusimano che iniziano bene il 2013, vittoria per Pupilla K, secondo è Poseidon R, terzo il numero 2 di Traffic 3B, 4-9-2, l'arrivo ufficioso di questa prima corsa.